Le lezioni che dà Venezia non solo al territorio del Veneto, ma a tutto il mondo, sono parte integrante del senso stesso della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Le abbiamo condensate per questo appuntamento in 4 parole chiave. La prima è quella della resilienza, ovvero che proprio dalla fragilità e da un territorio che nasce nella sua storia fragile si possono trovare elementi di forza che vengono riconosciuti a livello internazionale. Infatti Venezia fa parte è stato nominato come Resilience Hub a livello internazionale dalle Nazioni Unite. La seconda lezione, o parola chiave, se possiamo dire così, è legata al tema proprio della cultura, che è una delle parole, diciamo, che sono un fil rouge di questo evento. La cultura non solo è un volano importante di economia, ma in particolare, se noi la rapportiamo all'economia turistica, sappiamo che è la prima motivazione per le persone nel mondo per venire in Italia, e Venezia è la seconda destinazione su questo, creando anche questi contrasti, questi rapporti sempre, come dire, in evoluzione tra i residenti e i visitatori in un luogo. La terza lezione è quella che la leghiamo proprio alle persone. È importante, e noi lo stiamo facendo attraverso l'Osservatorio della Sostenibilità, prendere come punto di partenza le persone, anche le diverse persone che vivono a Venezia, un po' per mascherare quella narrazione che vede una contrapposizione netta fra residenti e turisti. Ci sono altre persone che sono presenti in città, una città che respira e vive attraverso le diverse tipologie di persone e che attraverso queste persone riesce anche a definire geografie diverse. Non è solo la Venezia del Rialto San Marco, ma è una Venezia che si amplia anche al di fuori del territorio comunale, proprio perché le persone nel loro pendolarismo giornaliero identificano aree funzionali molto più ampie, nodi che possono avere una rilevanza a livello europeo. La quarta e ultima parola è proprio legato anche un po', diciamo, all'ispiratore di questo evento, che sono proprio le produzioni artigianali. Le produzioni artigianali sono parte integrante della sostenibilità del turismo, sia dal punto di vista, diciamo, di creare motivazioni di viaggio, sia, e questo ad esempio è una cosa che si può imparare dalle imprese agricole, sulla multifunzionalità delle imprese artigiane, e quindi di rapportarsi ad altri settori per avere proprio sbocchi di sostenibilità economica.